Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Il procuratore di Palermo De Lucia e i boss della vecchia Cosa Nostra arrestati ieri hanno nostalgia della mafia di una volta e cercano politici e imprenditori. Incontri con i giovani come quello di oggi all'Istituto Pio La Torre sono fondamentali. Morto a Vittoria l'uomo ferito a colpi di pistola nella notte, parenti di capi della criminalità locale, è stato portato in auto al pronto soccorso da 2 persone subito sparite. Omicidio dell'agente Agostino, la Cassazione annulla la condanna all'ergastolo per il capomafia Nino Madonia, prescrizione per l'assassinio della moglie del poliziotto, l'ennesimo schiaffo in faccia alla mia famiglia, commenta sconvolto il nipote. Catania, 8 arresti nell'operazione Dusmet, rubavano le auto per poi restituirle dietro il pagamento di una grossa somma di denaro. Il cavallo di ritorno, attività criminale diffusa in città. Trappeto Nord, ancora incertezza sulla collocazione degli sfollati. Per gli abitanti un disastro annunciato, l'esplosione e il crollo delle palazzine. La Sicilia dice no ai cellulari in mano ai bambini. Approvata in assemblea regionale la legge proposta dai 5 Stelle. Diventerà operativa dopo il via libera del Parlamento nazionale. A Modica, risate e riflessioni a teatro con Carlo Buccirosso, il vedovo allegro, un ipocondriaco vissuto in solitudine, alle prese con ansie e paure. Calcio, il mercato entra nel vivo, il Palermo a caccia di un portiere e di un attaccante, il sogno resta a Pogiampalo, affari e scambi sull'asse Messina-Catania, il rossazzurro arriva dal Picerno, il difensore Allegretto. Bentrovati, Palermo, ultra ottantenni ma ancora dentro Cosa Nostra. L'operazione di ieri ha riaperto le porte del carcere per storici padrini mafiosi come Franco Bonura, Girolamo Buscemi, Agostino Sansone. Il procuratore De Lucia dice si deve continuare a combattere la mafia. Marco Gollà. L'operazione antimafia di ieri a Palermo, che ha smantellato i clan di Passo di Rigano e Uditore, ha fatto emergere ancora una volta la voglia di mafia da parte dei vecchi padrini. In manette sono finiti 3 storici boss, Girolamo Buscemi, Franco Bonura e Agostino Sansone. Ottantenni, ma ancora dentro Cosa Nostra, dopo anni e anni di carcere. E del resto, questa operazione fa tornare in auge una frase che il pentito Tommaso Buscetta disse al giudice Giovanni Falcone: da Cosa Nostra si esce soltanto in 2 modi, o con la morte o con la collaborazione con la giustizia. Oggi, nel corso di un incontro a Palermo con gli studenti, il procuratore Maurizio De Lucia è tornato sull'operazione che ha riportato in carcere alcuni vecchi boss. L'attività repressiva continua, non si arresta, è utile, è importante, non è sufficiente a fare sì che il fenomeno mafioso sia debellato. Probabilmente ha la stessa utilità, se non ancora di più, poter parlare con dei ragazzi che sono in formazione come avviene oggi. Hanno nostalgia della vecchia mafia, i padrini di Cosa Nostra lo dicono e lo ribadiscono mentre sono stati intercettati, provano a stringere rapporti con politici e imprenditori e allora incontri come quello di oggi all'Istituto Pio La Torre sono fondamentali. Spiegare cos'è la mafia oggi, come si presenta, con quali caratteristiche, perché dobbiamo evitare l'errore di parlare della mafia al passato, come se fosse un fenomeno della storia e non della cronaca, perché credo che sia utile per i ragazzi comprendere come si manifesta oggi l'organizzazione criminale nei nostri quartieri, nella nostra città, in Sicilia. Omicidio nella notte a Vittoria, vittima Angelo Ventura, 38 anni, parente di esponenti di spicco della criminalità organizzata. È stato portato in auto al pronto soccorso da 2 persone subito sparite. Veronica Barbarino.
Era arrivato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Vittoria prima di mezzanotte, pare trasportato nel bagagliaio di una vettura di grossa cilindrata. È stato caricato di peso e trasportato nella grande sala d'aspetto da 2 persone poi andate via. Aveva una ferita profonda alla coscia destra, pare colpito da alcuni pallini sparati da un fucile. Nonostante l'intervento di chirurgia vascolare, le sue condizioni si sarebbero aggravate fino a portare, questa mattina, alla morte Angelo Ventura. Il 38enne vittoriese, noto alle forze dell'ordine, sarebbe parente di alcuni esponenti di spicco della criminalità organizzata, solo omonimo di altri esponenti della famiglia coinvolti in passato in gravi episodi di cronaca. Non si sa se chi ha sparato voleva effettivamente uccidere Angelo Ventura o se il colpo abbia sfortunatamente colpito l'arteria femorale. La polizia e i carabinieri stanno cercando di capire dove si sia verificata la sparatoria e di delineare i contorni dell'episodio anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Non si esclude la pista mafiosa. La Cassazione ha annullato con rinvio la condanna all'ergastolo del boss Nino Madonia per l'omicidio dell'agente Nino Agostino. Annullamento senza rinvio per l'assassinio della moglie, Ida Castelluccio. Il delitto è prescritto. Madonia per questo secondo omicidio non può essere chiamato a risponderne. Manlio Viola. Torna in alto mare la vicenda dell'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino, assassinato insieme alla moglie incinta Ida Castelluccio il 5 agosto del 1989 a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo. La Corte di Cassazione ha infatti annullato la condanna del boss Nino Madonia. La Suprema Corte ha disposto un nuovo processo per il boss per l'accusa dell'omicidio di Agostino, ha invece scagionato definitivamente Madonia dall'accusa dell'omicidio della moglie Ida Castelluccio, nonostante il delitto sia avvenuto contemporaneamente. Il boss Madonia in appello era stato condannato all'ergastolo per il duplice omicidio, ma già in appello era caduta l'aggravante della premeditazione per il solo delitto della moglie incinta di Agostino, in quanto non era lei il bersaglio dei killer di mafia, ma si trovò nel posto sbagliato al momento sbagliato. In Cassazione invece i giudici hanno accolto il ricorso degli avvocati Vincenzo Gianbruno, Alessandro Tato Martonana, Valerio e Giorgio Vianello Accoretti e per l'omicidio di Ida Castelluccio hanno disposto la prescrizione del reato. Resta in piedi invece il delitto premeditato di Agostino. In un altro processo lo scorso ottobre anche il boss Gaetano Scotto era stato condannato al carcere a vita, sarebbe stato l'esecutore materiale dell'omicidio sempre insieme a Madonia. I 2 killer arrivarono in moto. Assolto invece Francesco Paolo Rizzuto, amico di Agostino, che rispondeva soltanto di favoreggiamento. A Catania, furti d'auto ed estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno. 8 le persone arrestate dalla polizia nell'operazione Dusmet. Emanuela Corsi. Rubavano auto e chiedevano ingenti somme di denaro per restituirle ai proprietari. Sono 8 le persone arrestate dalla squadra mobile di Catania per furto aggravato di autovetture ed estorsione, attuata col metodo del cosiddetto cavallo di ritorno nell'operazione Dusmet. Il GIP ha disposto 5 arresti in carcere nei confronti di Salvatore Maugeri, Salvatore Venuto e Antonino Santapaola, già detenuti per altra causa, e per Gianluca Bonaccorsi e Antonio Balsamo. Arresti domiciliari invece per Giuseppe Linguaglossa, Francesco Lopresti e Danilo Privitera. Le indagini della squadra mobile hanno permesso di ricostruire numerosi furti di autovetture nella zona degli Archi della Marina, come vediamo in queste immagini. Poi scattava la richiesta di pagamento del riscatto nei confronti del proprietario, sfruttando il momento di smarrimento in cui si trovava la vittima dopo essersi accorta del furto. La procura etnea spiega in una nota come gli autori dei reati abbiano operato con una tecnica che ha reso complessa la loro identificazione, secondo uno schema basato sulla suddivisione dei compiti e sull'alternarsi nell'arco della giornata con nuclei di 2 o 3 soggetti di volta in volta diversi da quelli precedenti. Siamo a Catania, magistrati e periti al lavoro nella zona russa per risalire alle cause della fuga di gas che hanno sventrato le 2 palazzine a Trappeto Nord. Per gli abitanti è stato un disastro annunciato, incertezza ancora sulla collocazione degli sfollati. Tonino De Mana. Da un lato le ruspe che scavano, dall'altro magistrati e periti che studiano ogni dettaglio per cercare una risposta al quesito principale. Qual è stata la causa che ha originato la fuga di gas che a sua volta ha squarciato 2 palazzine a Trappeto Nord? Un interrogativo che si pongono dalla sera del 21 gennaio nel tentativo di risalire ai responsabili del disastro per molti annunciato. Lo ribadiscono gli abitanti della zona che già nel pomeriggio, quindi diverse ore prima dello scoppio, sentivano un forte odore di gas. Nel nostro bar
bagno e dalle fogne usciva un fortissimo odore di gas e questo ci faceva preoccupare molto, infatti non abbiamo acceso la luce in quel bagno, abbiamo aperto, spalancato tutto in modo che circolasse l'aria. Vetri e pezzi di tegole che vedete sono stati scaraventati a diversi metri di distanza ed in questo condominio di via Salanitro la normalità stenta ad arrivare, visto che il gas manca già da 9 giorni. Non sono tornate moltissime persone, soprattutto tornano la sera, probabilmente perché non c'è l'acqua calda. È difficile fare lavare bambini piccoli la mattina presto, poi andare a scuola. È problematico, se è problematico per noi penso per chi ha figli. Intanto è ripresa l'erogazione del gas al Policlinico e alla Cittadella. Sono in corso invece scavi e lavori per parzializzare ed isolare quanto più possibile la zona di emergenza. Capitolo sfollati. Molte famiglie sono alloggiate in un camping alla playa ma hanno chiesto di essere trasferite. Caduta nel vuoto l'ipotesi prospettata dal comune che aveva ipotizzato lo spostamento presso un istituto religioso di via Sannullo. A spiegare il motivo a microfoni spenti sono state le suore, secondo le quali dal punto di vista logistico non è possibile ospitare gruppi di famiglie. Ancora la nostra inchiesta sulla sanità siciliana, sono tantissime le segnalazioni in redazione. Oggi una storia da Siracusa, più di un anno di attesa anche qui per una visita pneumologica, scusate. Spero che parlandone qualcosa cambi, dice la paziente al nostro TG. Francesco Aloi. Oltre un anno. Tanto dovrà attendere la signora Giuseppina per una visita pneumologica all'Umberto I di Siracusa. La prenotazione è del 15 novembre 2024. La prima data disponibile per l'esame l'11 febbraio, ma del 2026. Una cosa impossibile. Dovevo fare una poligrafia e ho chiesto all'ASP di poter anticipare questo esame. Nessuna risposta. E non è la prima volta che si imbatte in tempi di attesa biblici. Le era accaduto già in passato ed aveva deciso di rivolgersi ad un'altra sanità, quella privata. Sempre alla sanità privata e a pagamento ovviamente, sia come visite come farmaci. Il foglio della prenotazione lo tiene in mano, lo guarda e non riesce a crederci. La sanità non deve essere così, ripete più volte. Una sanità che in Sicilia, come ha detto lo stesso assessore Faraoni, è in terapia intensiva. Spera che qualcosa cambi. Certo che me lo auguro che tramite voi qualcosa cambi e che chi ascolta di dovere, chi può smuovere le acque, come si suol dire, di poter fare il possibile perché queste cose non devono avvenire. Quello della signora purtroppo non è l'unico caso del genere. Raccontateci le vostre storie. Scrivete alla nostra linea WhatsApp 342 7455 005 perché il nostro viaggio tra luci e ombre della sanità continua. Bene, andiamo avanti. Palermo, doppia truffa all'INPS per un giro di oltre 7 milioni di euro tramite finte assunzioni e società fittizie. Lorena Dolci. Assunti per finta, poi licenziati con diritto all'indennità di disoccupazione, la cosiddetta NASPI. Ecco in poche parole il meccanismo che ha permesso di truffare l'INPS. 700 lavoratori regolarizzati in modo fittizio come dipendenti di società di comodo, poi l'interruzione del rapporto di lavoro creando i presupposti di legge per il riconoscimento dell'indennità. Con l'accusa di truffa ai danni dello Stato, i finanziari del Comando Provinciale di Palermo hanno disposto varie misure interdittive nei confronti di 12 persone, sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre 7 milioni di euro nei riguardi di 21 società. La seconda tipologia di frode messa in piedi da 2 palermitani e diretta all'evasione fiscale e alla truffa contributiva si sarebbe invece basata sulla costituzione di società cartiere che fornivano falsamente manodopera in favore di altre società. Queste ultime venivano dunque sollevate da tutti gli adempimenti e gli oneri fiscali e previdenziali nei confronti dei propri lavoratori, con un risparmio di oltre 1 milione di euro. Denunciato a Catania un 19enne che ha tentato di truffare una 82enne con il metodo ormai classico purtroppo del falso carabiniere. Il giovane ha telefonato alla vittima raccontando, come in molti altri casi simili, di un falso incidente stradale in cui sarebbe stata coinvolta la figlia della donna
e si è fatto consegnare gioielli e più di 7.000 euro, ma a denunciare il truffatore è stata proprio la figlia della vittima. Brava e diffidate di queste telefonate. Un imprenditore agricolo di Adrano e una 39enne di origine straniere, residente a Biancavilla, sono stati denunciati dai carabinieri. Il primo per aver impiegato nella sua azienda 2 lavoratori nordafricani privi di regolare permesso di soggiorno. Il secondo per sfruttamento di lavoro. Questo è il caporalato. La Sicilia dice no ai cellulari in mano ai bambini. È stata approvata all'Assemblea regionale la legge del Movimento 5 Stelle che diventerà operativa dopo il via libera del Parlamento nazionale. Luca Ciliberti. La Sicilia dice no ai cellulari in mano ai bambini. È stata approvata all'Ars la legge voto proposta dal Movimento 5 Stelle che mira a vietare i telefonini e le apparecchiature digitali ai bambini fino a 5 anni e a limitarne fortemente l'utilizzo nella seconda e terza infanzia e in età adolescenziale. Una proposta approvata in maniera bipartisan che adesso dovrà avere il via libera del Parlamento nazionale prima che diventi operativa. Un segnale forte che arriva dall'isola e che vuole essere soprattutto un disperato grido di allarme che risuoni forte nelle orecchie dei genitori che molto spesso scambiano un cellulare per un babysitter e per tenerli buoni affidano ai propri figli anche in tenerissima età uno smartphone o un tablet, non sapendo che rischiano di minare per sempre la loro salute psicofisica. Recenti studi infatti dicono che in Italia il 30% dei genitori usa lo smartphone per calmare i propri figli già durante il primo anno di vita e che su 10 bambini tra i 3 e i 5 anni 8 usano il cellulare dei genitori. Disturbi di ansia, attacchi di panico, aggressività, fino ad arrivare al fenomeno del cyberbullismo e del ritiro grave sociale. Questi sono fenomeni che possono portare addirittura in soggetti sensibili anche all'ideazione suicidaria. Non possiamo più disconoscere queste problematiche così importanti per la salute psicofisica dei nostri ragazzi. Il divieto di utilizzo di apparecchiature elettroniche è previsto anche per gli alunni all'interno delle scuole medie e superiori durante le ore didattiche. Una volta approvata, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione dovranno occuparsi anche della promozione e della realizzazione di campagne di sensibilizzazione rivolte a insegnanti e genitori. Per le violazioni sono previste sanzioni da 150 a 500 euro. Non c'è dubbio che saranno soprattutto le campagne a essere necessarie per l'applicazione di queste leggi. Adesso andiamo al Teatro Garibaldi di Modica, dove è in scena la nuova brillante commedia di Carlo Buccirosso, Il vedovo allegro, risate e riflessioni su uno spaccato di realtà. Veronica Barbarino. Come la vogliamo risolvere questa situazione? Se vuoi tu, vogliamo, che c'entri tu? Da 3 anni è finita la pandemia e Cosimo Cannavacciuolo, un vedovo ipocondriaco alle prese con ansie, paure e una vita segnata dalla solitudine e dal fallimento del suo negozio di antiquariato, si trova a vivere in un appartamento stracolmo di merce invenduta, con il costante incubo dell'esproprio da parte della banca. Un quadro triste di uno spaccato di realtà trasformato da Carlo Buccirosso in una commedia brillante nel Vedovo Allegro, in scena al Teatro Garibaldi di Modica. Grazie al seme del cugino di secondo grado, di un prozio del suo primo marito. Esci tu mostra la In un palazzo nel cuore di Napoli, le vite dei vicini, depositari di un drammatico segreto, si intrecciano con quella del protagonista. Si parla infatti di maternità mancata, adozioni e voglia di vivere nonostante tutto. Si parte da una tragedia, ma tutto ciò a cui si assiste è una vicenda molto apparentemente paradossale, che invece può accadere a chiunque. Argomento molto delicato, poco toccato anche a livello di sceneggiature sia cinematografiche che teatrali. E quindi la gente che ha visto alle volte ha detto grazie perché ho capito una materia, ho capito un argomento che non avevo mai affrontato. Tra colpi di scena e momenti di irresistibile umorismo, la nuova commedia del mattatore napoletano ci regala risate e riflessioni su come rimettere insieme i pezzi della propria vita e riemergere. Non è che non mi piace, una voce sottile, molto gradevole, A Modica, al Teatro Garibaldi. Adesso è il momento della nostra pausa, subito dopo lo sport, con la vigilia di campionato del Palermo e le notizie di calciomercato. State con noi, vi aspettiamo. Riprendiamo con il calcio. Il Palermo in pochi giorni deve definire diverse trattative di mercato, compresa quella per Pogiampalo. Domani al Barbera arriva però il Pisa, nell'anticipo della 24esima giornata. Marco Gullà.
Il Palermo e poi Giampaolo sono come due innamorati che si sono già dichiarati, ma per il matrimonio ufficiale manca il consenso del padre. E allora fino a quando il Venezia non darà il benestare alla cessione, il finlandese continuerà ad essere un tesserato del club lagunare. Ma i giorni scorrono e il termine ultimo per definire l'affare è il lunedì 3 febbraio, entro mezzanotte. Il Venezia, prima di cedere poi Giampaolo, deve prima trovare un sostituto che ancora non c'è. Probabilmente l'affare potrebbe essere chiuso proprio nella giornata di lunedì. Palermo, che sembrerebbe vicinissimo anche ad un portiere, Audero del Como, a fare lampo è quasi definito, ma il club rosanero deve anche cedere e in un mercato difficile come quello di gennaio non è affatto facile. Saric comunque dovrebbe andare al Cesena, a mercato anche Nedelciauru, Henry tornerà al Verona e nel mezzo del caos di calciomercato c'è ovviamente il campionato. Palermo che domani al Barbera sfiderà il Pisa, vera rivelazione del torneo. Decideranno gli interpreti in campo, soprattutto gli episodi, e quindi difficile che la partita non diverti una partita fisica contro una squadra del genere come il Pisa, che è una squadra molto fisica. E abbiamo cambiato il sistema di gioco, quindi abbiamo cambiato qualche interprete, quindi abbiamo cambiato anche la disposizione in campo. In avanti la conferma di Brunori e Ledoaron, in difesa potrebbe esordire Magnani, primo e al momento unico acquisto del direttore sportivo Osti. Si complica la trattativa che il Catania ha in piedi per ingaggiare il terzino Pagliai del Picerno, dal quale arriverà Allegretto. Ufficialità per Frisenna Rossazzurro. Adesso, dopo aver perso Ongaro, il Catania cerca un attaccante, Francesco Triolo. Domenica la sfida al Cerignola, una delle sorprese di questo campionato, formazione solida e costante nel suo cammino. Sullo sfondo di una gara che potrebbe rilanciare il Catania c'è il mercato che sta vedendo il club impegnato a sistemare la rosa a disposizione di Mimmo Toscano, non senza qualche contrattempo come quello legato a Pagliai, il terzino del Picerno, per il quale la trattativa si è arenata, complicata, pare anche per una volontà dello stesso giocatore che voleva garantito il posto da titolare. Dalla società lucana invece arriverà il centrale difensivo Allegretto. Picerno e Catania sarebbero già allo scambio di documenti per perfezionare la cessione. Intanto, con la firma di Rocco Costantino al Messina, Giulio Frisenna è ufficialmente un giocatore del Catania, contratto sino a giugno 2027, e il ragazzo catanese, tifoso del Catania, è pronto a mettersi a disposizione di Mimmo Toscano. Un altro nodo è quello dell'attaccante. Con il Trapani entrata a gamba tesa per Ongaro, il Catania deve cambiare obiettivo. Finotto resta uno dei preferiti ed è in corso una interlocuzione con la Carrarese, ma i rossazzurri avrebbero chiesto notizie anche su Jacopo Pellegrini della Feralpi Salò, sul quale ci sono anche Gubbio e Monopoli. Il club lombardo è disponibile anche a darlo in prestito. A Messina, ufficializzati Chiarella e Costantino, adesso le attenzioni della società sono per il difensore Simone Benedetti dell'Avellino. Ci sarebbe l'ok sia degli Irpini che del giocatore. Intanto domani arriva in città il CEO della AAD Invest, Dudu Sissé, che terrà una conferenza stampa. A Trapani, risolto il dilemma allenatore con l'ingaggio di Vincenzo Torrente, la società granata ha ceduto il portiere Seculin al Modena e insiste per Krapicas, che il Messina però adesso reputa non più cedibile. Ma il sogno del presidente Antonini rimane l'ingaggio di Mario Balotelli. L'attaccante si sta liberando dal Genoa e attende una chiamata dalla A. Altrimenti potrebbe prendere in considerazione la proposta del Trapani, ma si deciderà tutto nelle ultime ore del calciomercato. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento per la prossima edizione per le 20, buon pomeriggio.